Tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, Chiandetti frequenta il Liceo Classico Stellini di Udine e l'Università di Padova, dove si laurea in scienze politiche. La rivolta giovanile, la spinta al cambiamento sociale, l'affermazione di nuovi diritti civili investono anche il mondo della disabilità. Giovane ventenne, Chiandetti vive da protagonista il fermento che anima anche la realtà friulana. Erano gli anni a cavallo del 1970. Camminavo con difficoltà e frequentavo il Gervasutta per il ciclo mensile di riabilitazione, insieme a tanti altri indimenticabili compagni di strada. Questo luogo era diventato un punto di riferimento che andava molto al di là degli aspetti sanitari. Senza esagerare, posso dire che il Gervasutta era diventato per molti, soprattutto i più giovani, un laboratorio di socializzazione, di confronto e di tentativi di inserimento. È qui che si sono create le premesse per acquisire la volontà e le consapevolezze che ci avrebbero portati a diventare persone titolari di dignità e di diritti e non più oggetto di carità e di scelte fatte da altri, per uscire dall'isolamento e dalla solitudine delle nostre case e dalla prigionia delle istituzioni, per diventare protagonisti della nostra vita e per progettare in libertà il nostro futuro. Proprio durante gli incontri del Gervasutta nasce l'idea di andare a vedere come funziona la comunità per persone disabili che stava nascendo a Capodarco di Fermo nelle Marche. È un'esperienza intensa, segnata tragicamente dalla improvvisa scomparsa per un malore di Pier Giorgio Fain, giovane cappellano della parrocchia di San Domenico, con cui Chiandetti aveva fatto il viaggio di andata. Al rientro in Friuli prende corpo l'idea di realizzare una comunità simile anche a Udine, partendo da alcune stanze della vecchia casa dell'Immacolata messe a disposizione da Don Emilio De Roia. Durante la primavera del 1971 qualcuno propose un campo estivo per le prime prove di convivenza. Ciascuno di noi, persone disabili e volontari, avrebbe contribuito con quel che aveva. Per i mesi di luglio e agosto ci venne messo a disposizione l'asilo parrocchiale di Treppo Grande, un posto gradevole in un piccolo paese a pochi chilometri da Udine. Le incertezze erano molte, ma era più forte la determinazione a iniziare una grande avventura. Personalmente avevo consapevolezza che la vita di comunità non era la mia vocazione, però in quel progetto vedevo delle prospettive di vita che la mia famiglia non era in grado di darmi. Molto più decise di me erano le persone disabili che non avevano l'appoggio di una famiglia e vivevano in situazioni precarie o dentro qualche istituto. Da quelle esperienze derivano convinzioni e principi che saranno sempre presenti nel pensiero e nell'agire di Chiandetti, spesso anticipatore di temi che diventeranno patrimonio comune solo molto tempo dopo, come l'idea che la disabilità deriva dall'interazione tra la persona e l'ambiente in cui vive, affermata già nel 1978 in un articolo per la rivista Panarie. Per trattare correttamente la questione è necessario precisare che l'handicap non è rappresentato tanto dalla minorazione in sé, quanto dagli ostacoli esterni che limitano la libertà di movimento, in misura più o meno grave, ai soggetti che si trovano in particolari condizioni fisiologiche. Questa precisazione è importante al fine di porre termine a un diffuso quanto colpevole fatalismo, secondo cui in questo campo niente è possibile, se non una falsa rassegnazione, che condanna certi individui all'isolamento più brutale e nel contempo a denunciare la pigrizia mentale che per troppi anni ha portato tecnici, operatori sociali e politici, fonti di informazione e opinione pubblica a ignorare in cattiva fede le soluzioni che in altri paesi sono un dato acquisito. L'handicap ha una dimensione sociale, non individuale.
Non è questione di carità e pietismo, è questione di diritti e di giustizia. Chiandetti lo ribadirà costantemente. Il bisogno, la disoccupazione, la solitudine, la sofferenza psicologica ed esistenziale, la dipendenza e l'emarginazione sono ancora troppo diffuse fra i disabili. La società e lo Stato possono e devono risolvere queste situazioni di disagio e di umiliazione. Ci sono le competenze tecniche, le consapevolezze culturali e le possibilità economiche per farlo. Non possiamo accettare il progressivo disimpegno dello Stato e delle istituzioni pubbliche dai servizi per la sicurezza sociale. Rifiutiamo il passaggio dallo Stato di diritto allo Stato assistenziale. Non sappiamo che farcene di quella cultura della solidarietà, tutta virtuale e televisiva, patetica e mistificante, che ci viene propinata ad ogni angolo pur di avere un voto in più. L'handicap non è una colpa né un merito, è una condizione umana che richiede giustizia in senso giuridico e politico. Nel rifiuto dell'assistenzialismo c'è una convinzione di fondo. Una persona con disabilità non può essere ridotta ai suoi bisogni essenziali, ma deve essere considerata appunto una persona, nella sua complessità. Ci sono varie forme di eutanasia. Per gli handicappati più gravi, la maggioranza della gente ritiene che ci si debba limitare ad assisterli, a mantenerli, a farli sopravvivere, a tollerarli. Questo è un progetto di eutanasia sociale. Gli handicappati, tutti, vogliono invece essere attivi, partecipare alla vita politica ed economica, avere esperienze esistenziali, affettive e sociali, come tutti e nonostante tutto. Non basta, come frequentemente accade, limitarsi a soddisfare i bisogni primari delle persone con disabilità fisiche gravi. Una persona di 20 o 30 anni non può essere ridotta a vivere in funzione del soddisfacimento dei suoi bisogni fisiologici. Sarebbe una vita senza senso. È necessario investire tutte le risorse possibili per mettere una persona, sia pure in situazione di gravità, nelle condizioni di vivere dignitosamente la sua vita, realizzando i suoi piccoli o grandi sogni, compatibilmente con i limiti fissati dalla disabilità. L'uguaglianza sul piano dei diritti e della dimensione sociale, tuttavia, non può tradursi in una superficiale negazione delle differenze, neanche sul piano lessicale. Ai promotori e ai sostenitori del neologismo diversamente abile, vorrei dire che ciascun essere umano è titolare di dignità e di diritti indipendentemente dalle sue abilità. Reputo doveroso valorizzare le abilità residue, quando ci sono, ma questo percorso ha come indispensabile presupposto il riconoscimento leale e oggettivo dei deficit funzionali o intellettivi di ciascuno, non la loro rimozione, neanche attraverso bislacchi neologismi. L'inserimento e l'integrazione sono possibili, da una parte, mediante provvedimenti amministrativi che favoriscano i progetti di vita di ciascuno, colmandone gli svantaggi, dall'altra, attraverso processi culturali di accettazione, lunghi e complessi, che riconoscano la diversità come valore, non certo proponendo nuove e ambigue definizioni. Alla responsabilità dello Stato e delle istituzioni, nell'etica di Chiandetti, fa da contrappeso il richiamo costante all'impegno individuale, alla responsabilità che ognuno di noi ha.
Se le persone disabili vogliono una vita dignitosa, nelle loro famiglie, nella scuola, nei posti di lavoro, per le strade, se il loro obiettivo non è solo quello di guarire, ma quello di partecipare alla vita sociale, culturale, politica ed economica, allora tutti siamo chiamati a costruire un modello sociale dove venga garantita la fruibilità dei diritti e delle opportunità e non ci sia spazio per l'emarginazione. L'impegno individuale, però, deve sempre stare all'interno di un contesto collettivo, un principio che deve valere anche per le associazioni che devono evitare la frammentazione per perseguire l'unità, l'agire insieme per contare di più. L'unica strada di continuità del nostro impegno per la promozione dei diritti dei disabili, per l'assistenza, il lavoro e l'integrazione sociale consiste in una maggiore partecipazione degli associati. Non si può aderire alla WILDIM solo quando vi sono problemi o difficoltà personali e una volta risolto il proprio bisogno non farsi più vivi. Non si può pensare che la società avrà comportamenti di giustizia nei nostri confronti se noi stessi non siamo capaci di attenzione e solidarietà. Stare con la WILDIM, sostenere la WILDIM, significa essere consapevoli della propria dignità e del diritto-dovere di difenderla. Né vittime né protagonisti, ma cittadini, come tutti. Non mi stancherò mai di dirlo, un unico organismo che gestisca i problemi comuni ai disabili, pur salvaguardando la specificità delle singole associazioni, è progetto ambizioso, ma irrinunciabile, perché solo uniti potremo contare di più e ottenere risposte adeguate ai nostri bisogni. Sul nostro biglietto da visita, sul pieghevole che spiega un attimino quello che siamo e quello che facciamo, ci sono scritte tre parole chiave del nostro giro: informazione, prevenzione e partecipazione. E sono molto importanti per noi. Informazione che significa una consulenza sui tanti aspetti che riguardano l'handicap, che vanno dalle barriere architettoniche, ai trasporti, ai problemi economici, su tutte le leggi per esempio, che sono estremamente complesse e difficili da interpretare. Prevenzione non solamente sul piano medico, come lei sa, si tratta di una malattia ereditaria, genetica, per cui è necessaria la prevenzione medica, ma anche sul piano sociale, cioè prevenire le condizioni di emarginazione. Ecco, noi agiamo anche su questo aspetto, no? Sinteticamente, perché i discorsi sarebbero molto, molto grossi. Partecipazione credo che sia una parola onnicomprensiva, vuol dire far partecipare i diretti interessati, le loro famiglie, come dicevo prima, la società, le istituzioni, anche a questi problemi in maniera tale che se ne facciano carico, li sentano e insieme, pianino, si riesca a dare delle risposte per migliorare la qualità della vita di queste persone. Chiandetti è stato il precursore di tante battaglie per i diritti delle persone con disabilità. Il suo era uno sguardo lungo, capace di coniugare saldi principi e una chiara visione generale con la caparbietà, a volte l'ostinazione, con cui è necessario lavorare anche per anni per arrivare all'obiettivo. Nei confronti delle istituzioni ha sempre mantenuto un rigoroso distacco critico, senza fare sconti, ma cercando costantemente il confronto, facendo proposte puntuali, sostenute dalla forza degli argomenti. Dalla sua aveva la capacità di coinvolgere le persone, di creare relazioni e legami attorno a progetti e iniziative dalle ricadute sociali importanti. Basti pensare ai medici impegnati nel gruppo di Udine per le malattie neuromuscolari. I risultati che ha ottenuto in solitario o assieme ad altri all'interno di movimenti più ampi sarebbero lunghi da elencare e vanno anche al di là dei confini regionali. Ne ricordiamo solo alcuni.
l'abolizione del passaggio alle commissioni mediche e militari delle competenze sul riconoscimento dell'invalidità, la nascita del centro di documentazione legislativa della Uildim nazionale, l'autorizzazione all'accreditamento sul conto corrente delle provvidenze economiche erogate agli invalidi civili, l'estensione delle agevolazioni fiscali sugli automezzi adattati anche alle persone disabili non in possesso di patente speciale, l'introduzione del principio che i dati personali contenuti sul contrassegno per i parcheggi riservati ai disabili vadano scritti sul retro del documento, la donazione del primo ventilatore in exufletor al Gervasutta, l'introduzione, in Friuli Venezia Giulia, dei contributi per l'acquisto di auto adattate al trasporto di persone disabili in carrozzina e di quelli per la vita indipendente all'interno del Fondo per l'autonomia possibile, la nascita del CRIBA, Centro regionale di informazione sulle barriere architettoniche del Friuli Venezia Giulia, la legge regionale per la fornitura di comunicatori alternativi alle persone che hanno importanti problemi nella comunicazione verbale e gravi disabilità motorie degli arti superiori. La tendenza a ripristinare la distanza tra poveri e ricchi rende più che mai necessario il nostro impegno a trasformare in richiesta politica i bisogni dei singoli, le sofferenze dell'emarginazione, la solitudine di molti di noi. Dobbiamo imparare a guadagnare consapevolezza, a rispettare e far rispettare la nostra dignità di uomini. Se vogliamo vincere la paura, che nasce dalla nostra conoscenza dei problemi, se vogliamo che l'uomo non venga identificato con le sue gambe o le sue mani che non funzionano, ma venga riconosciuto nei suoi pensieri, nella sua capacità di amare, di odiare, di ribellarsi, allora dobbiamo uscire dalla riserva in cui siamo stati cacciati e batterci. Ecco, io credo che valga la pena ribadire un altro concetto che è ispiratore della nostra azione, che è questo, e cioè il nostro impegno a battersi affinché non si offra come dono di carità ciò che è già dovuto per opere di giustizia.